dico, lunedì apriamo le scuole, prime 3 settimane di prova al 50 e poi si va crescendo al 75 e finché non viene modificato il decreto si resta al 75 perché non c'è la possibilità di andare al 100% oggi. Il 1° febbraio riaprono le scuole superiori del Veneto, chiuse con ordinanza regionale del 4 gennaio. Se non cambia lo scenario epidemiologico, le presenze in aula passeranno in poco meno di un mese dal 50 al 75%, con l'auspicio che entro la fine dell'anno scolastico si possa arrivare al 100%, ma al momento è presto per qualsiasi previsione. Per noi sarà monitorato a vista il comparto scuola con l'apertura delle scuole, perché noi vi darò un bollettino dedicato alle superiori, perché guardate, noi ci facciamo il segno della croce se va tutto bene a fine febbraio, perché capite che se apriamo e tutto, cioè dal 15 febbraio in poi capiremo se il contagio riprende e avremo focolai importanti con le scuole, perché di conseguenza li troviamo nelle famiglie. Il rientro alle superiori coinvolge 213.000 studenti e 17.000 tra personale scolastico e docenti. Il piano regionale dei trasporti pubblici è stato stilato con la collaborazione delle prefetture e degli uffici scolastici per garantire spostamenti in sicurezza. La capienza dei mezzi di trasporto pubblici rimarrà al 50% fino alla fine dell'anno scolastico. I mezzi in tutto in Veneto saranno sostanzialmente 683 mezzi aggiuntivi. Per regolare l'accesso degli studenti ai mezzi di trasporto, il personale a terra sarà aumentato di 224 persone. Fin dall'inizio sarà inoltre messo in campo un servizio come se il rientro a scuola fosse in presenza già al 75%, soprattutto per testare le ricadute dell'aumento di autobus nel traffico delle grandi città. A Verona si sono trovati nelle condizioni di ipotizzare la doppia entrata alle 8 e alle 9:30 per sostanzialmente spezzare questi serpentoni di autobus. Dopo ci possono essere delle città che reggono, ok, delle città che non reggono. Proprio durante la presentazione delle modalità di rientro a scuola, al TAR del Veneto veniva rinviata, per rinuncia dei ricorrenti, l'udienza in Camera di Consiglio per la sospensiva dell'ordinanza con cui la Regione dispose la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori fino al 31 gennaio. C'è stata la dictata da parte dei ricorrenti, non c'è nessuna sospensiva e si va a sentenza il 24 marzo.